tutti. Scusate per questo imperdonabile ritardo, siete stati di una pazienza infinita e vi ringraziamo per questo. Purtroppo quando si hanno così tanti partecipanti, così tanti gruppi numerosi, può accadere questo. Oggi cominciamo in maniera un po' inusuale. Vi presenterò la serata successivamente, dopo che si esibirà il coro Spirito Gioioso di Sassari, che sta prendendo posizione qui. Un applauso, grazie. Ma prima che si esibisca il coro Spirito Gioioso, la sua maestra Luisa Abis vuole esprimere un pensiero. Le lascio il palcoscenico. Buonasera a tutti. Di solito riesco a dire le cose così, diciamo, anche a braccio, ma questa cosa la devo per forza leggere perché per me e per tutti noi è un'emozione grandissima condividere questa emozione con voi. Questa sera, mentre ci prepariamo a vivere questo momento di arte, musica e condivisione, vorremmo dedicare un pensiero speciale ad una persona che ci è molto cara, Domenica. Sappiamo tutti quanto amasse seguirci insieme al suo amato sposo Gianni, quanto fosse parte di ogni nostra manifestazione, di ogni nostro progetto, proprio insieme a lui, e anche stasera sarebbe dovuta essere qua. Come Gianni, lei era una di noi, una presenza solare, che ha condiviso le nostre fatiche, i nostri spettacoli e anche le nostre follie dell'ultima ora con un entusiasmo e un sorriso ed una dolcezza unica. E noi oggi non canteremo solo per voi, meraviglioso pubblico, ma vorremmo dedicare queste note in musica a lei e al nostro amico Gianni, sperando che questo nostro abbraccio gli arrivi fortissimo, arrivi alla sua meravigliosa famiglia e anche lassù. Grazie.
c'era il sole, avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra e i capelli, c'era la luna e avevi gli occhi stanchi, lui pose le sue mani sui tuoi fianchi. Dicono poi che mentre ritornai nel fiume chissà come scivolai, e lui che non ti volle credere poi bussò 100 anni ancora alla tua porta. Questa è la tua canzone, marinera, che scevolata in cielo su una stella, e come tutte le più belle cose, ti vesti solo un giorno come le rose. E come tutte le più belle cose, ti vesti solo un giorno come le rose. Era il coro Spirito Gioioso di Sassari con la sua maestra Luisa Abis, Grazie mille. che ha dedicato un suo pensiero alla moglie di Gianni Casu, che avrebbe dovuto essere con noi oggi con un gruppo, gli Ostinati e Contrari, che si esibiranno in chiusura di serata, ma che purtroppo ha perduto la moglie qualche giorno fa e quindi non sarà dei nostri. Il suo gruppo ha voluto comunque esserci. Luisa, vuoi dirci qualche altra cosa? Io vi ringrazio per questo, per il privilegio insomma, di cantare ad una manifestazione così bella che poi rappresenta un po' quello che è il nostro animo, perché Fabrizio De André per noi è, diciamo, casa, quindi vi posso soltanto dire grazie per questo invito e speriamo insomma di avervi dato qualche minuto insomma di emozione. Grazie mille, grazie. Assolutamente sì, vi dico due parole su questo coro. È un progetto musicale e sociale nato nel 2024, è formato da bambini, da ragazzi e anche da adulti, sia normodotati che con disabilità intellettive. Si sono esibiti anche con la lingua dei segni e sono stati accompagnati al piano dal nostro direttore artistico Giambattista Angozzi. Grazie ancora al coro Spirito Gioioso di Sassari. Ritroveremo Luisa più tardi, si esibirà di nuovo con un gruppo. Questa serata è stata dedicata a Gianni Casu, come prima ha detto Luisa Abis, la maestra Luisa Abis. È una serata dedicata a maggior ragione a Marco Mureta. Marco Mureta, per il quale chiederei un applauso, la cui immagine vedete alle mie spalle e campeggerà là tutta la sera. Marco Mureta purtroppo è stato vittima di un incidente motociclistico il mese scorso e allora è un ragazzo che lo conoscerete tutti, ha collaborato anche a questa manifestazione negli anni precedenti e quindi giustamente l'organizzazione ha voluto dedicare a lui questa serata. Se i ragazzi sono pronti partiamo con
Poi vi dirò il resto, perché tagliamo un pochino i tempi, altrimenti stasera non ne usciamo più. Allora, abbiamo qui dietro di me i Tapioca Quartet, gruppo composto da Cinzia Del Bono, voce e banjo, Angelo Spiga, dimmi? Caffè Tapioca. Caffè Tapioca Quartet. Caffè Tapioca Quartet. Esattamente. Scusate, perché è giusto precisare, hai ragione. Io non ci vedo niente, già ho problemi, cioè, con questa È il luce non ci vedo vento, niente, è hai il ragione. Scusami Cinzia. Quindi Cinzia Del Bono che mi ha appena corretto, voce e banjo, Angelo Spiga, chitarra semiacustica elettrificata, Pietro Pisu, chitarra acustica, Gigi Sanna, batteria e percussioni. I componenti del gruppo provengono ciascuno da diverse esperienze musicali e da generi che spaziano dal jazz al latino al cantautorato. Ci proporranno 3 brani: A Pittima, Le acciughe fanno il pallone e A Cimma. Esattamente. E a Pittima, A Pittima. diciamo che De Andrea ha sempre scritto degli ultimi e per gli ultimi. A Pittima ne è una dimostrazione in pieno, perché diciamo che descrive un uomo che non può lavorare perché ha delle malformazioni fisiche e quindi si ritrova a fare, diciamo così, la riscossione dei debiti sostanzialmente, che è un lavoro dove non impegna fatica. Questo è sostanzialmente. Perfetto, Cinzia ci ha spiegato la particolarità di questo brano.
Al principio del mondo la luna, invidiosa della luminescenza delle stelle, le gettò in mare, trasformandole in acciughe. Ed è per questo che le acciughe ogni volta ritornano verso le lampare dei pescatori, pensando di ritornare a casa. Ed è per questo che i pescatori di acciughe, in qualche modo, sono i pescatori di stelle. Le acciughe fanno il pallone. Le acciughe fanno il pallone e sotto c'è la luna. Se non butti la rete non te ne lascia una. Alla riva sbarcherai, alla riva verrà la gente e si pesce sorpresi mi prenderò per niente. Se sbarcherò alla foce e alla foce non c'è nessuno, la faccia mi laverò nell'acqua del torrente. Ogni 3 anni c'è una stella marina, amo per amo c'è una stella che trema, ogni 3 lacrime batte la campana. Passano le villeggianti con gli occhi di vetro scuro, passano sotto le reti che asciugano sul muro. In mare c'è una fortuna che viene dall'Oriente, che tutti l'hanno vista e nessuno la prende. Ogni 3 anni c'è una stella marina, ogni 3 stelle c'è un aereo che vola, ogni 3 notti un sogno che mi consola. Bottiglia legata stretta come un'esca da trascinare, un sorso di vena dolce che liberi dal mare. Se prendo il pesce d'oro ve la farò vedere, se prendo il pesce d'oro mi sposerò all'altare. Ogni 3 anni c'è una stella marina, ogni 3 stelle c'è un aereo che vola, ogni balcone una bocca che mi innamora. Ogni 3 anni c'è una stella marina, ogni 3 stelle c'è un aereo che vola, ogni balcone
C'è una pietanza ligure molto antica che si trasmette di tradizione in Liguria, in tutta la Liguria. Si chiama cimma, sostanzialmente è un pezzo di carne bollito nel brodo, ma è anche un rito chiamato öggü. E in questo rito si mettono varie cose, la scopa in un angolo, oppure il primo pezzo di carne va dato al primogenito della famiglia e si prega per 2 ore. È anche un caccia a demoni e streghe a Simma.
Grazie, buona serata a tutti e buon divertimento. Caffè Tapioca. Cinzia Del Bono, Angelo Spiga, Pietro Pisu e Gigi Sanna, il Caffè Tapioca Quartet. Particella 11, vi presento nel frattempo. Particella 11 è un quartetto formato da Angelo alla voce, Stefano alla chitarra, Lucio alla batteria e Giuseppe al basso. Non mi avete messo i cognomi, non so perché volete andare in incognito. No, se ce li volete dire sì. Non c'è il microfono. Vabbè, nel frattempo... Sì. Ah, ok. Alla chitarra Stefano Arzu, al basso Giuseppe Muredda, alla batteria Lucio Cocco e alla voce Angelo Tetti. Perfetto, un applauso, grazie. Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole. Quello che non ho è di farla franca. Quello che non ho è quel che non mi manca. E quello che non ho sono le tue parole per guadagnarmi il cielo, per conquistarmi il sole. Quello che non ho è un orologio davanti per correre più in fretta e avermi più distanti. Quello che non ho è un arrugginito, mi riporti dietro da dove son partito.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è un tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono 1000 papaveri rossi. Cadaveri dei soldati, non ti faccio dalla corrente, mi dicevi ed era d'inferno, e come gli altri verso l'inferno, vedeva è triste come chi deve il vento ti sputa in faccia la vento. Fermati Piero, fermati adesso, lasciati il vento di verso, quando sono in mezzo di battaglia, tutti la che niente la vita e beccavi una cosa, non lo disti e il tempo passava, alle stagioni a passo di già, ed arrivasti a varcare la frontiera, quel giorno di primavera, lanciavi con l'arma in spalla, verso un uomo in fondo alla valle, e aveva sotto i suoi gesti un rumore, ma la difesa di un vaso colore. Sparagli Piero, sparagli ora, un colpo, sparagli ancora, fino a che tu lo vedrai esatto, e cada di terra verso il tuo sacco. Se ti spari il pieno del cuore, so quanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi in uomo del cuore, vedere gli occhi si porta per mura, quello si involta di veri a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chiedere perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e ci sarebbe stato ritorno. Niente via per fare di maggio, ci vuole tanto coraggio, niente bella diritto l'inferno, avrei preferito andare all'inferno, mentre il gramo ti stava a sentire, dentro le mani stringere di fucile, dentro la bocca stringere in parole troppo gelose per scegliere il sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono 1000 papaveri rossi. Grazie.
particella 11 che arrivano da Paoli Latino, anche se mi dicono che il bassista Giuseppe è sedilese, giusto? Mi è giunta voce mentre vi esibivate. L'avete assimilato. Benissimo, particella 11 che hanno eseguito Quello che non ho, La guerra di Piero e Deus ti salvet Maria. Io chiederei adesso al chilometro zero, se sono pronti, di prendere subito possesso del palcoscenico, degli strumenti. Chilometro zero che sono la loro terza partecipazione, sono stati sempre presenti in questi anni. Normalmente sono formati da 4 elementi, arrivano da Cuglieri, elementi, ma oggi si presenteranno addirittura in 6. Nessuno di loro è un professionista, ma sono uniti dall'amore per la musica e in particolare per la musica di Fabrizio De André. La formazione base è composta da Raffaele Cocco alla chitarra, Nicola Panichi anch'esso alla chitarra, Sebastiano Zedda armonica e voce, Caterina Simula alla voce, e vedrete che voce, Emiliano Uda percussioni e Fabrizio Farina al basso. Sono nati circa 10 anni fa, sempre in versione amatoriale. Collaborano con diversi musicisti del circondario e si esibiscono soprattutto in rassegne come questa, appunto, come vi dicevo, sono alla loro terza esibizione qui, si sono sempre classificati nelle prime posizioni. Chissà che quest'anno non sia la volta buona, noi glielo auguriamo. Ci eseguiranno il canto del servo pastore, Coda di lupo, e il brano assegnato dal maestro Giambattista Angozzi, che è Disamistade. Nel frattempo che si posizionano, io vi do un'informazione di servizio che non è molto nobile, devo dire la verità, però è molto utile. I bagni chimici sono da quella parte, per chi volesse usufruirne, perché comunque può essere utile per tutti. Nel frattempo che il chilometro zero si posiziona, io direi anche alla prossima formazione, per tagliare i tempi, che è un duo che viene da Ussana, i Ute Boys, di cominciare ad approssimarsi al palco. E allora vi lascio adesso col chilometro zero, canto del servo pastore, Coda di lupo, Disamistade. Dove fiorisce il rosmarino, c'è una fontana scura, dove cammina il mio destino. C'è un filo di paura, qual è la direzione? Nessuno me lo imparò, qual è il mio vero nome? Ancora non lo so. Quando la luna perde la lana e passerò la strada, quando ogni angelo è alla catena ed ogni cane abbaia, prendi la tua tristezza in mano e soffiala nel fiume, vesti di foglie il tuo dolore e colpirò il fiume.
spegnilo poco a poco. Grazie. Queste anime davanti alla chiesa, questa gente divisa, questa storia sospesa. Andiamo, andiamo, a misura di braccio, a distanza d'offesa, chi alla pace si pensa, chi alla pace si posa. Scoppio di sangue, un'assenza sbagliata per cena. E ogni sparo di caccia all'intorno mi domanda fortuna. Figlie a ricavare e cucire, queste macchie di lutto rinunciate all'amore. Andiamo, andiamo, fra di loro si nasconde una speranza smarrita, che il nemico la vuole, che la vuol restituita. Andiamo, andiamo. Soltanto il riposo del vento, uno di aria a metà, e alla parte che manca si dedica l'autorità. Disamistade si oppone alla nostra sventura, questa corsa del tempo a sbagliare
sospesi. Crocifisso sulla chiesa, crocifisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema. E allora pericoloso non credere mai. Forse avevo 18 anni e non puzzavo più di serpente. Possedevo una spranga, un cappello e una fionda e una notte di gara con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e lo rubai. E al dio della scala non credere mai. Quando vicino a Roma, all'Itel capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tutte blu che seppellirono le asce, ma non fumammo con lui, non era
lasciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sul largo di Traiano, con un cucchiaio di vetro stavo nella mia storia, ma colpisco un po' casaccio perché non ho più le voglie. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio senza fiato non credere mai. E a un Dio senza fiato non credere mai. Grazie. Grazie. E ora la volta del quarto gruppo in gara, è un duo. Buonasera. Buonasera, benvenuti. Prego, prendete posizione. È un duo, quindi credo saranno anche veloci nel posizionarsi. Ve li presento, sono i Wooden Voice Acoustic Duo, vengono da Ussana. Marianna Pirotti alla voce e Simone Sini alla chitarra acustica, alle percussioni e alla voce. Ci siamo? Questa di Marinella, la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella, dal fiume la portò sopra una stella. Sola senza ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno di un amore, ma ora senza corona e senza scorta, busso 3 volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna il suo cappello, come l'amore sul suo mantello, tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue l'aquilone. E c'era il sole e avevi gli occhi belli, lui ti bacia nell'aura ed i capelli, c'era la luna vera, gli occhi stanchi, lui posa le sue mani sui tuoi fianchi. Furono baci e furono sorrisi, poi furono soltanto i fiordalisi che videro con gli occhi delle
spostiamo nei mercati di Genova. Sì, queste 3 canzoni in realtà hanno qualcosa di particolare, perché ognuna è cantata in una lingua diversa. Quindi abbiamo visto l'italiano, andremo poi a parlare genovese e infine un po' di sardo. Quindi a voi, Creso de Ma.
mani. Chi su di babbucciacato, metto panni ti sei presa, ti giuro io con lo suo, ya che sul cinema trauma, e vai marcato un monte mucce ziriche. Ma tu ti sei dentro un rio da casa, tutto fisso che vai a prendere, vedi poterlo l'otto puntiglia, e poi di 6 mesi che me ne era andato, ma io non campo santo bombardato. Signori, fai comandato mude, fondi di bambola e spesi tutti, così buone medicine e giornali, che dove do la catania e hai gli occhiali. Papà, non mi conosci che mi riparo, non togliamo niente a mangiare la sera, fai 2 secondi di terra e l'ozzo, e la rana qui a secca che tirato. Quando tu sei partito sul tavolo, bagni come uno stelle, dalle babili di tuoi amanti, t'ha salvato tutto fratello, e se lo coraggio che t'è filmato, lo coraggio è sempre lì, ci dimmo in piazza che ha piuttosto l'umore, e parlo stanco, ponemi la faccia in culo, e parlo stanco, ponemi la faccia in culo. E ora la volta del quinto gruppo in gara. Giocano in casa, gli errori di saggezza vengono appunto da Sedilo, Gianfranco Gaias, Nicola Fadda, Donario Mameli, Lele Nieddu e Crescenzo Di Lorenzo. Tutto sbagliato. E allora mi hanno altri sbagliati, mi dispiace per voi. Donario Mameli basso elettrico, Lele Nieddu armonica a bocca, Crescenzo, Nicola Fadda, l'ho detto. Basta, il quinto non c'è. Mi hanno dato notizie sbagliate, abbiate pazienza. E mi dicono che è Gianfranco Gaias, giusto? Non Gaias. Andrea si è perso e non sa tornare. Andrea si è perso e non sa tornare.
sul foglio che era morto sulla bandiera, c'era scritto la firma, era dono, era firma di re, ucciso sui monti di Trento alla mitraglia, ucciso sui monti di Trento alla mitraglia. Occhi di bosco, contadino del regno, profilo francese. Occhi di bosco, soldato del regno, profilo francese. E Andrea l'ha perso, ha perso l'amore, la perla più rara. E Andrea in bocca, ha in bocca un dolore, la perla più scura. Andrea raccoglieva violette ai bordi del pozzo. Andrea gettava riccioli neri nel cerchio del pozzo. Il secchio gli disse, signore, il pozzo è profondo, più fondo del fondo degli occhi, è la notte del pianto. Lui disse mi basta che sia più profondo di me. Lui disse mi basta che sia più profondo di me. Ricordevi dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni, pesca dalla gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui tra le mie braccia. E se alla sua età le difetterà la competenza, presto affinerà le capacità con l'esperienza. Dove sono andati i tempi di una volta, o per Giunone, quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione. Una gamba qua, una gamba là, gonfi di vino, 4 pensionati mezzo avvelenati al tavolino. L'introvere là col tempo che fa estate e inverno, a stratraccannare da stravalleri le donne tempo di governo. Loro cercano la felicità dentro a un bicchiere, per dimenticare d'essere stati presi per il sedere. Ci sarà allegria anche in
agonia col vino forte porterà sul viso l'ombra di un sorriso tra le braccia della morte. Vecchio professore, cosa vai cercando in quel portone? Forse quella che sola ti può dare una lezione, quella che di giorno chiami con disprezzo pubblica moglie, quella che di notte stabilisce il prezzo alle tue voglie. Tu la cercherai, tu le beccherai più di una notte, ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai e lapiderai mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire picciovello e bamboccione. Se ti noterai lungo le carate dei vecchi moli, in quell'aria spessa carica di sale gonfia di odori, lì ci troverai ladri, assassini e il tipo strano, quello che ha venduto per 3.000 lire sua madre a un nano. Se tu penserai e giudicherai da buon borghese, li condannerai a 5.000 anni più le spese. Ma se capirai, se li cercherai fino in fondo, se non sono gigli, sono pur sempre figli, vittime di questo mondo. A domenica. Andiamo? 40 minuti. A domenica. Quando a domenica fanno G, cappello ne più vestiti, ma madama in testa, belli che festa, tutti a prevo a processione, a Teresina du Tereson, tutti a mie figlie, tutti a che belli dell'o, che belli dell'o. E stanno sciate che scendete di, che fanno sciata che ciupicini, ma mamma da me pala che veggiana casi, e ci sanno entrare in tassi te, c'è lo ci figlie de tandere, che dixan quello che non peandi, le sebe sabato e lunedì, a ciarbelli, su sabelli, a fuce che ci le sciacano, i caigniamo se de testaman, e putexelu che musta luxel, a ciarbelli, su sabelli, a fuce che ci le sciacano, i caigniamo se de testaman, e putexelu che musta luxel. Che vede lo colore ciappa riposo dolore, che le vede non le contento, me ne hubo finanziamento, se confonde la confusione, c'è lo che quindi indignazione, a che criedere, bagasciase e che restere. E che spragia brev, ma cucciuna su da vede nuevo, Portugal lascione portune Cristo, è l'unico che se n'ha visto. In mezzo a quelle creature che se guadagni un pan da nue, anche te mucce, a ciarbelli, su sabelli, a fuce cresce le sciacquano, i caigniamo se de testa man, e putexelu che musta luxel, a ciarbelli, su sabelli, a fuce cresce le sciacquano, i caigniamo se de testa man, e putexelu che musta luxel, a ciarbelli, su sabelli, a fuce cresce le sciacquano, i caigniamo se de testa man, e putexelu che musta luxel.
Grazie. Grazie. I prossimi ospiti, Caos Calmo, anch'essi lo scorso anno anch'essi presenti qua. Caos Calmo sono un quintetto che viene da Bosa. Gianni Caria alla chitarra, Franco Pinna al basso, Roberto Piga alla tastiera, Silvano Chero alla voce e Giuseppe Pinna alla batteria. Cominciò con la luce sul posto e finì con un fiume di inchiostro, una storia un poco scontata, è una storia sbagliata, storia diversa per gente normale, storia comune per gente speciale. Cos'altro ti serve a queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite, è una storia di periferia, è una storia di via. È una storia sconclusionata, una storia sbagliata, è una spiaggia ai piedi del letto, stazione Termini ai piedi del cuore, una notte un po' concitata, una notte sbagliata, notte diversa per gente normale, notte comune per gente speciale. Cos'altro mi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite. È una storia vestita di nero, è una storia da basso impero, è una storia mica male insabbiata, è una storia sbagliata, è una storia da carabinieri, è una storia per parrucchieri, è una storia un po' sputtanata, è una storia sbagliata, storia diversa per gente normale, storia comune per gente speciale. Cos'altro mi serve da queste vite?
rimasto, non ripeterci quanto ti spiace, non ci chiedere più come è andata, tanto lo sai, che è una storia sbagliata, tanto lo sai, che è una storia sbagliata. Grazie. Hanno detto che Franziska è stata di pregare tutta notte alla finestra, aspettando il segnale. Quando piccolo il tuo cuore è grande la montagna, quanto taglia il suo odore più di un coltello di Spagna. Tu bandito senza luna, senza stelle, senza fortuna, senza una rete di illusioni. Un bandito senza luna, senza stelle, senza fortuna. Questa notte dormirai col suo zaino stretto intorno al tuo fucile. Hanno detto che Franziska è stanca di ballare con un uomo che non ride e non la può baciare. Tutta notte sulla quercia l'hai seguita in mezzo ai rami, dietro il palco di un'orchestra, i tuoi occhi come due cani. Marinaio di foresta, senza sonno, senza canzoni, senza una conchiglia da portare o una rete di illusioni. Marinaio di foresta, senza sonno, senza canzoni,
Ora, questa prossima canzone che faremo, per chi la dovesse conoscere, sicuramente molti di voi che siete appassionati di Andrea la conoscete sicuramente, si intitola Titti. Noi l'abbiamo rivisitata, fatta un pochettino a modo nostro, come ha detto chi ci ha presentato, siamo tutta una band che proviene da un genere più rock che cantautorale, così come di Andrea, che per giunta noi apprezziamo moltissimo e cerchiamo di fare del nostro meglio per farlo bene. E quindi accettate, chi la conosce, o apprezzate se volete, le modifiche che abbiamo portato noi, ok? Titti! Come due cani, parole cucine, come due promesse, nello stesso aprile, come due serenate, alla stessa finestra, come due capelli, sulla stessa testa. Soldi sul palmo della mano, come due usignori di oggi più sullo stesso ramo. Titti aveva due amori, uno di cielo, uno di terra, di segno contrario, uno è in pace, uno in guerra. Titti aveva insomma di segno contrario, uno buono, uno vero. Dello stesso orologio, come due cavalieri dentro il sortileggio, e furono due legni che fecero la croce, e intorno due bambini con la stessa voce, come due risposte con una parola, come due desideri per una stella sola. Titti aveva due amori, uno di cielo e uno di terra, di segno contrario, uno è in pace e uno in guerra. Titti aveva due amori, uno di terra e uno di cielo, insomma di segno contrario, uno buono, uno vero. Grazie a tutti, soprattutto un grazie particolare a tutti voi, siete veramente numerosi, ma un grazie molto sentito anche a tutta l'organizzazione che per il secondo anno hanno accettato il nostro invito e siamo qua con voi sperando di avervi fatto una buona compagnia. Grazie a tutti dai Caos Calmo. Grazie a Gianni Caria, Franco Pinna, Roberto Piga, Silvano Chelo e Giuseppe Pinna, ai Caos Calmo.
È ora la volta del settimo gruppo in gara, i Volta Gabbana. È un trio formato da Adriano Adamo, Roberto Cao e Roberto Bisatti, scusate. Allora, la prima canzone è la ballata del Michè. Noi stiamo scherzando, ma questa canzone è molto seria perché parla di un suicidio in carcere per amore, per questo Fabrizio De André ha scelto un ritmo più allegro. Quando ero bambino, mio padre, mentre passavo di fronte a Boncammino, che è un carcere di Cagliari, diceva: Adriano, guarda, quelle sono le bocche di lupo. E siccome lui era un artista e amava la libertà, soffriva, era in empatia con i detenuti che non potevano vedere la luce del sole. E quindi abbiamo scelto questa ballata del Michè da presentare. Prego, maestro. Sacella, fiarica di uvoita, una vui su zugu, chiuso per Diara Michele, canduno capoliscu, te ho intendi cantai, agudano impressioni, a pensai, starevi che si è impiccata ad un chiodo perché non poteva restare 20 anni in prigione lontano da te. Io so che Michele ha voluto morire perché ti restasse il ricordo del bene profondo che aveva per te. Seppure Michele non ti ha scritto spiegando perché se n'è andato dal mondo, tu sai che l'ha fatto soltanto per te. 20 anni su Pianta Donau, sarei a Tezidio di Aici, poi Taunari, era Bocciu, chi Poliara, Minai Mari, tanti condannau, 20 anni in persona pure esci, ma in poi resti impiccau, grazie libero presci. Nel buio Michele se n'è andato sapendo che a te non poteva mai dire che aveva ammazzato perché amava te. Domani alle 3 nella fossa comune cadrà, senza il prete e la messa perché di un suicida non hanno pietà. Domani Michele nella terra bagnata sarà e qualcuno una croce col nome la data su lui pianterà. E qualcuno una croce col nome la data su lui pianterà. Bravo, bravo, musicista, grazie, più forte! Abbiamo bisogno di coraggio. Grazie, 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 Sedilo, grazie, grazie. Ora invece un canto. Ma sai che forse abbiamo qualche problema col basso? Gandurese, abbiamo un problema col basso. Sì, non ha suonato, glielo suonato solo io. Però risolvono problemi questi fonici, sono bravi, quindi abbiamo un problema col basso. Beh, allora faccio due parole. Non sentivo il basso, allora ti lascio la parola, grazie, grazie. Basso apposta. Un applauso per il problema al basso, grazie, un altro applauso, grazie. Sicuramente vi starete chiedendo cos'è questo strumento. Questo strumento si chiama ghironda, me l'hanno chiesto in tanti, compreso il fonico, che adesso non sentirà perché è occupato a fare il basso. Speriamo di avere il basso, se no ghironda ci porterete insomma a pietà. È uno strumento che nasce circa 1000 anni fa, quindi siamo nel Medioevo, una via di mezzo tra
pezzo di legno scavato, un violino dove c'è questa ruota che sfrega le corde continuamente, quindi permette di fare una specie di violino, infatti in Francia si chiama viella roue, la viella ruota, quindi questa ruota che permette di fare un suono un po' tipo una cornamusa, no? Un po' tipo una launettas, e spero che vi possa piacere. Roberto, hai problemi? Ancora? Si sente il basso? Lo sentite? Boh. No, ci siamo? Piuttosto, purtroppo avevamo 4 coriste cagliaritane e ci hanno abbandonato perché non sono potute venire. Vorrei sapere se nel pubblico esiste qualcuno che conosce i Monti di Mola, se ci sono coristi, coriste, siete tutti, qualcuno che conosce la canzone, i Monti di Mola? Qualunque persona, non va bene grandi, piccoli. Grazie. Venite. No, venite voi, perfetto, fantastico. Facciamo un applauso alle coriste, fantastiche. Sono un po' più giovani di noi, però. Grazie. Qua in mezzo che siete presentiamo più le bello, coriste. qua. Viola, presentatevi voi, avete il microfono, dai. Prova. Allora, ok, Martina, io sono Martina. Io sono Giulia. Io sono Chiara. Io sono Viola. Un applauso alle 4 coriste! Parti con la ghironda. L'hai già detto? Ah, sì, c'è scritto. Andiamo? Il basso funziona? Roberto cava il basso! Noi cominciamo, speriamo. L'amore che nasce in mezzo alla macchia mediterranea, mentre due entità bevono dell'acqua. I monti di una inamantina era pasce e i monti di ora la manzana c'è una vantarice era strascente e non pensi tu pesini che cambia e le ascoltesi dagli amici tu li vai e lo tira musica via di lumari e hai poteri di vescire una strada e i tassi tutti a vetturare e tu devi scoppiare tutto tuo
di chi sto cuore. Nel 1967 girava per i Carruggi di Genova, che tanto ricordano la mia Cagliari, la zona della Marina. Lì incontrava varie persone, le più improbabili, ladri, prostitute, nani, professori che andavano a cercare sesso mercificato. Però non ha mai giudicato nessuno e si trovava bene veramente in Via del Campo. Ma cosa c'era in Via del Campo? Cosa c'era? Cosa c'era? Cosa c'era? Via del Campo c'è una graziosa, gli occhi verdi color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa roba. Come la strada, nasconde dove cammina. Via del Campo c'è una puttana, gli occhi grandi color di foglia, se chiamarla ti viene la voglia, non può sapere ma per la mano, e ti sembra di andare lontano, e lei ti guarda con un sorriso, e non crederti che il paradiso, se fosse solo il primo piano, ho visto innamorare, ho visto innamorare. Via del Campo ci va un illuso a pregarla di mangiare, a vederla salire le scale fino a quando lei ridi se non risponde e piangi forte se non ti smette, dai amanti non nasce niente, dai letame nascono i fiori. Dagli amanti non nasce niente, dall'età nascono i fiori. Dagli amanti non nasce niente, dall'età me nascono i fiori. Grazie. Scusate.
tecnicamente è successa una cosa antipatica, però capita nei migliori live. Grazie ancora, buonasera a Sedio. I Radio Bresca sono una formazione che si è formata nel 2018 da una comune passione per il cantautorato italiano degli anni 70 e in questo contesto propone una personale rilettura attenta e originale dei brani appunto di Fabrizio De André. Lo scemo che passa e neppure la notte ti lascia da solo, gli altri sognano se stessi e tu sogni di loro. E anche tu andresti a cercare le parole sicure per farti ascoltare. Per stupire mezz'ora basta un libro di storia, io cercai di imparare la Treccani a memoria. E dopo Majakovskij malfatto, continuarono gli altri fino a leggermi matto. E sì, anche tu andresti a cercare parole sicure per farti ascoltare. Qui sulla collina dormo malvolentieri, eppure c'è luce ormai nei miei pensieri. Qui nella penombra ora invento parole, ma rimpiango la luce del sole. Le mie ossa regalano ancora la vita, le regalano ancora erba fiorita, ma la vita è rimasta nelle voci in sordina di chi ha perso lo scemo e lo piange in collina, di chi ancora bisbiglia con la stessa ironia una morte pietosa lo strappo alla pazzia. Grazie. Il prossimo pezzo è il Bomberolo. Altri toro, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore, il mio vino più fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti su scala industriale, di me non farà mai un cavaliere del lavoro, io son d'un'altra razza, son Bomberolo, nel scendere le scale ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile ingiustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si ammala di terrore.
lasciate restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato, cercando il luogo idoneo, ha dato il suo tritolo, insomma al posto degno di un bombarolo. Davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine di lei che si sporgeva da ogni foglio, lontana dal ridicolo, e in cui lo lascio solo, ma in prima pagina col bombarolo. Grazie. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concubito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso, lì la foresta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto non si limitavano alla invidia. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempo. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutti il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, gli posso far comparare la cute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine ai prostituti. E quelli andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa da troppi clienti più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il quarantello non è attorno di quei sancorni carabinieri, ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono malvolenzieri.
telefonare al sacrestano, alla stazione c'erano tutti con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco porto l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con me se ne parte la primavera. Non ha bisogno del congiornale, una freccia dall'arco scocca con la veloce di bocca in bocca. La stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per 2 ore. Persino il parroco che non disprezza, però miseria nostra emozione, e appena effimero della bellezza, la buona canto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rotta poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacca dell'amor profano. Grazie Radio Bresca, ciao! Grazie Radio Bresca da Cagliari. I nomi ve li ho detti, sì, ma li ripeto adesso. Mauro Pilloni, Flavio Ru, Barbara Sarigu, oggi con gli accenti non ci azzecco proprio, e Gianpietro Murgiolo, Matto, il Bombarolo e Bocca di Rosa di Radio Bresca. Cominciamo la 4ª ora e andiamo quasi verso la conclusione, perché il terzultimo gruppo da Sedilo, i Rockefellers, che invito a salire qui sul palcoscenico, gruppo di Sedilo, alla voce Alessandro Porcu, alla chitarra Sebastiano Meloni, Nicola alla chitarra ugualmente, Nicola Fadda, Gonario Mameli al basso e Matteo Marungiu alla batteria. Grazie.
sulla bocca ti propose il suo letto, di chiami amate che non tornerò. Grazie. Adesso facciamo un po' i Rockefellers. Perché devo dire io? Siamo. Si enamoró perdutamente
un'emozione. Andiamo. Vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole s'era subito il pescatore e aveva un solco lungo al viso come una specie di sorriso. E aveva un solco lungo al viso come una specie di sorriso. I Rockefellers, Alessandro Porcu, Sebastiano Meloni, Nicola Fadda, Donario Mameli e Matteo Marongiu. Vengono da Nuoro, i Sun Creek, sono un quartetto, sono alla loro terza partecipazione a questa manifestazione, hanno preso parte sia nel 2024 che nel 2025. In terzi nella passata edizione, Andrea Figus alle tastiere,
Antonio Gemelli al basso, Franco Persico alla chitarra e Giovanni Flore voce e chitarra. Sam Click. Buonasera a tutti. E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo, e una lettera vera di notte e falsa di giorno. E poi scuse, accuse, scuse, senza ritorno. E ora viaggi, vivi, ridi, o sei perduta col tuo ordine discreto dentro al cuore, ma dov'è il tuo amore? Ma dove è finito il tuo amore? Grazie al cielo, una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, una barca da scrivere, un treno da perdere. E un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo, così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione senza fermare. Passerà questa pioggia sottile come passa il dolore. Ma dov'è il tuo amore? Ma dove è finito il tuo amore? Siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto e un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduta, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo e senza parole. Perché domani sarà un giorno incerto di nuvole e sole. Ma dov'è il tuo cuore? Ma dove
è finito il tuo cuore. Grazie a tutti. Teresa ha gli occhi secchi, guarda verso il mare, per lei figlia di pirati, penso che sia normale. Teresa parla poco, ha labbra screpolate, mi indica un amore perso. A Rimini d'estate, lei dice bruciata in ghiaccio, dalla Santa Inquisizione, forse perduta a Cuba nella rivoluzione o nel porto di New York, nella caccia alle streghe, oppure in nessun posto ma nessuno. Colombo la chiama dalla sua portantina, lei gli toglie le manette in polso, gli rimbocca le lenzuola. Per un triste cattolico le dice: ho inventato un regno e lui l'ha macellato su una croce di legno. E due errori ho commesso, due errori di saggezza: abortire l'America e poi guardarla con dolcezza. Ma voi che siete uomini, sotto il vento e le vele, non regalate terre promesse a chi non le mantiene. Guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta la lametta al collo, è vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco,
saggezza, a portire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete arrivi, tra i gelati e le bandiere, non fate più scommesse sulla figlia del proniere. Grazie. Fiume St. Creek. Sulla pietra. Questa ultima son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio di un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del St. Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisogno. E quella musica di sangue diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiese a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del St. Creek. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve fiori di stelle rosse. I bambini dormono nel letto del St. Creek. Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo per tendere capovolto.
tirai una freccia in cielo per farlo respirare, tirai una freccia al vento per farlo sanguinare, la terza freccia cerca sul fondo del San Creek. Sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turbini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio di un temporale. Ora i bambini giocano sul fondo del San Creek. Grazie a tutti. Questa cosa è messa a male, forte. Ostinati e contrari, vengono da Sassari. C'è mafia lì, vero? Una formazione è normalmente un sestetto, oggi sono in 5. Ritroviamo Luisa Abis, la direttrice del coro Spirito Gioioso di Sassari, insieme a Cristiano Porqueddu al basso, Viola Maddalena Porqueddu voce e cori, Roberto Pondi che percussioni e batteria, Peppino Anfossi violino, tastiera e ukulele.
facciata, vedremo il tornador toccare il cielo, all'ombra della tribuna antica, dove Villa applaudiva il rodeo. Il frate pregherà per il perdono, ci accoglierà nella missione, approssima il nuovo un orecchino d'oro, sotto il velo tu farai la comunione, la
le scalette. Di Santa Chiara. Il verdetto è, udite, udite. Indovina un po'. Chissà chi è. Stranamente, il premio della giuria popolare va a Sedilo. Stranamente, ma proprio stranamente. È strano. È strano, è molto strano questa cosa. Ragazzi belli, dovete portarvi più fans che comprino più biglietti. Allora, vince il premio della giuria popolare la band a pari merito Errori di Saggezza e Rockefeller, che si divideranno il premio. Quindi il premio è una fornitura di 200 euro da spendersi presso il Music Jail di Nuoro. Ok, poi vi daremo tutte le informazioni e le indicazioni per il ritiro del premio. I voti, così, giusto per un'informazione in più:
82 voti e 82 voti, quindi complimenti alle due band sedilesi. Adesso lasciamo il microfono. Che cosa ha vinto? Cioè la cena l'ha vinta lei. Vi dico anche a chi ha votato, bis. Chi hai votato? Vabbè. Ok, io adesso lascerei invece il microfono alla giuria tecnica, così ci spiegheranno, ci diranno chi sono i vincitori e ci daranno anche la motivazione del premio. Buonasera a tutti. Anzitutto volevo ringraziare, credo anche a nome dei colleghi giurati d'azione, non dico i nomi perché tanto li sbaglio, quindi meglio evitare. Dunque, semplicemente se fosse possibile avere un rappresentante di ogni gruppo, di ogni band sul palco, così facciamo anche una cosa più veloce. allora, terzo posto per il chilometro zero. Anche l'anno scorso no. No, anche là. La Seli non mi è piaciuta. Come l'ha cantata. Secondo posto invece per il Radio Bresca. Radio Bresca mi sono piaciuto molto. Chi ha vinto? Prima di dire chi c'ha al primo posto ci tengo a precisare che i voti, il primo distanzia dal secondo di 1,5 punti e il secondo dal terzo di 1,5 punti lo stesso, proprio primo posto per Voice. Allora, il primo premio consiste in 1.000 euro, il secondo in 500 euro e il terzo in 300 euro. Nel frattempo diamo gli attestati di partecipazione agli altri gruppi, poi vediamo anche lei il premio. Allora, diamo il microfono al direttore artistico per fare la premiazione della giuria critica. Allora, per quanto riguarda la giuria critica, abbiamo deciso di far vincere il premio della critica ai Caos Calmo, essendo la band più longeva con più esperienza. Calmi. Che vince per la giuria critica, della critica, c'è scritto, però poi faremo un corso di lettura, vince un buono
acquisto in strumentazione musicale sempre nella Music Guild di Nuoro. Bene, a questo punto non ci resta che ringraziare veramente tutti quanti. Grazie per essere stati qui con noi fino all'ultimo, grazie per aver partecipato, grazie per averci supportato, grazie alla giuria tecnica, grazie agli artisti, grazie al pubblico, grazie ai ragazzi, grazie a Paolo, grazie alla radio per la diretta, grazie veramente a tutti e a Cannuvieni di un saluto. Buonanotte a tutti, grazie.